semplicemente un numero al quale fare riferimento per tutte le problematiche sanitarie e in parte anche sociosanitarie non urgenti. Dopo la sperimentazione iniziata a dicembre 2024 all'ULSS 8 Berica e chiusa di fatto a maggio di quest'anno con l'estensione anche nell'ULSS 6 Euganea, è ora attivo in tutto il Veneto il numero unico europeo 116-117 per la gestione delle richieste dei cittadini in materia di sanità che non riguardano le emergenze. Nel mese di luglio prese in carico oltre 55.000 telefonate che hanno visto un picco nei weekend e nei giorni festivi. 2 le centrali operative, una all'ULSS 3 Serenissima di Venezia e una all'ULSS 8 Berica, che coprono l'intero territorio regionale con 114 operatori attivi, ai quali se ne aggiungeranno dal 1 settembre altri 18 neoassunti e formati. Quanti operatori laici sono impiegati nelle 2 centrali del Veneto? Gli operatori laici, quindi non professionisti sanitari, ma assolutamente formati, prima di essere assegnati all'116 e 117, sono circa 140, riuscendo ad indirizzare poi nello specifico sulla casa di comunità piuttosto che al proprio medico di famiglia, piuttosto che alla continuità assistenziale. Il primo bilancio presentato a Palazzo Balbi con l'assessore Gerosa, anche il direttore generale regionale della Sanità e Sociale Giancarlo Ruscitti e dalla direttrice della programmazione sanitaria Romina Cazzaro. Chiunque può chiamare, ovviamente, la risposta è calibrata sulla dimensione del paziente utente e del bisogno. La prima possibilità è quella di avere in automatico l'incanalamento nel giusto servizio per bisogni tipo certificati o ripetizione di ricette per il quale il paziente si sia trovato sprovvisto, ma in realtà il core del servizio è nel gestire il bisogno sanitario, dargli un tempo per quanto non sia un bisogno urgente, evidenziare eventuali sottovalutazioni dell'utente e incanalarlo nel percorso dell'urgenza, ma soprattutto gestire tutti quei bisogni che non sono urgenti ma allo stesso tempo la cui risposta deve essere trovata dall'utente nell'arco della giornata. Per dare risposte in tempi sempre più celeri e soluzioni adatte al bisogno dell'utente verranno anche utilizzati sistemi di intelligenza artificiale. Per snellire ulteriormente il processo di risposta ai cittadini, anche chatbot, piuttosto che algoritmi di intelligenza artificiale che permettano di prendere in carico un maggior numero di telefonate in tempi più brevi, cercando di ridurre quel tempo di attesa che è mediamente intorno ai 4 minuti. Non è un call center, semplicemente lo smistamento di telefonate, ma il cittadino viene preso in carico, le telefonate hanno una media tra i 4 e i 5 minuti, proprio perché bisogna fare una sorta di anamnesi della richiesta del paziente e poi identificare qual è la miglior risposta al bisogno di salute che il paziente ci ha presentato.